C'era una volta, nelle terre fredde e nebbiose della Scozia, un giovane ragazzo di nome Patrizio. Nato da una famiglia agiata e pia, Patrizio crebbe circondato dall'amore e dalle cure dei suoi genitori. Ma la vita, come spesso accade, aveva in serbo per lui una prova difficile. Un giorno, mentre ancora giovane, fu catturato da dei pirati e portato via dalla sua amata casa per essere venduto come schiavo in una terra lontana e sconosciuta, l'Irlanda. Lontano dalla famiglia e dagli affetti, Patrizio visse anni di sofferenza e solitudine. Ma in quel buio una luce iniziò a brillare dentro di lui. La fede che aveva appreso sin da bambino divenne la sua forza e la sua consolazione. Nella schiavitù, Patrizio scoprì un amore profondo per Dio e per la preghiera, tanto che il Signore iniziò a parlargli, guidandolo e confortandolo nei momenti più bui. Dopo 10 lunghi anni, finalmente, Patrizio riuscì a fuggire e a tornare dalla sua famiglia. Ma il ragazzo che era partito non era più lo stesso. Nel suo cuore ardeva il desiderio di dedicare la sua vita a Dio e ai suoi fratelli. Così, dopo aver studiato e preparato il suo spirito, Patrizio fu ordinato sacerdote e poi vescovo, pronto per la missione che sentiva Dio gli aveva affidato: portare il Vangelo alle genti dell'Irlanda. L'isola era all'epoca una terra di barbari e idolatri, ma Patrizio, con coraggio e amore, iniziò la sua opera. Affrontò persecuzioni, prigionie e pericoli di ogni genere, ma nulla poté fermare la sua missione. Armato solo della sua fede e della parola di Dio, viaggiò in lungo e in largo per l'Irlanda, predicando il Vangelo, convertendo i cuori e battezzando coloro che accoglievano la fede. Grazie al suo infaticabile lavoro, molti giovani furono ordinati sacerdoti, numerose chiese furono costruite e tanti uomini e donne scelsero di consacrarsi a Dio nella vita religiosa. L'Irlanda, da terra di pagani, divenne nota come l'Isola dei Santi, un faro di fede cristiana per il mondo intero. San Patrizio, però, non cercò mai gloria o ricchezza per se stesso. Tutto ciò che riceveva lo dava ai poveri, vivendo in povertà e umiltà. La sua vita fu un esempio di completo distacco dalle cose del mondo e di totale dedizione al servizio di Dio e dei fratelli. Verso la fine della sua vita, Patrizio scrisse La Confessione, un racconto sincero e commovente dei principali eventi della sua esistenza, un testamento della sua fede incondizionata e della sua incrollabile speranza in Dio. La storia di San Patrizio rimane un luminoso esempio di come la fede possa trasformare il dolore in amore, la schiavitù in libertà e la barbarie in civiltà.
La sua vita ci insegna che, non importa quanto grande sia la prova, la grazia di Dio è sempre più potente, pronta a trasformare le nostre vite in strumenti di amore e salvezza per il mondo. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.